essere. È libero Moreno Occhipinti, uno dei componenti della sanguinaria banda della Uno Bianca, era in carcere a Padova con un ergastolo per omicidio. Secondo il tribunale di sorveglianza si è pentito, la rabbia dei parenti delle vittime. Duplice omicidio di Chirignago, dopo la richiesta di ergastolo per Stefano Perale, le voci del quartiere veneziano dove il docente ha ucciso in modo atroce 2 fidanzati. Tragedia a Pozzonovo nel Padovano, 81enne travolta e uccisa da un camion in retromarcia nel centro del paese. La donna era appena scesa dall'auto. Olimpiadi invernali 2026, inviato al CONI stamani il dossier per la candidatura di Cortina Dolomiti, domani Zaia a Roma da Malagò. Nel masterplan tutte le cifre del progetto di sostenibilità. Nuove regole sui contratti a termine e le delocalizzazioni, costo del lavoro, Confindustria Veneto attacca frontalmente il decreto dignità del governo, porterà a nuova disoccupazione. Si sposa con l'amico a Gran Canaria, ma per la curia è ancora un sacerdote. Fa discutere la vicenda di una giovane fino a 2 anni fa parroco nel Veronese. Vanno presi provvedimenti, dice il vescovo di Verona. Il caldo di questi giorni spezzato da un nuovo fronte di maltempo. In arrivo da domani forti temporali e anche grandinate. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque è uscito dal carcere di Padova Moreno Occhipinti, uno dei componenti della cosiddetta banda della Uno Bianca. Marino Occhipinti, uno degli ex poliziotti della banda della Uno Bianca, detenuto per omicidio nel carcere di Padova, da ieri è un uomo libero. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Venezia, che gli ha notificato il provvedimento che gli consente di lasciare il carcere Due Palazzi, Occhipinti ha rivisitato in modo critico il suo passato, è pentito e non è socialmente pericoloso. Marino Occhipinti è in carcere dal 1994. Nel 1997 è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di una guardia giurata durante un assalto alla cassa continua di una Coop in provincia di Bologna. Dal 2012 era entrato in regime di semilibertà e aveva iniziato a lavorare per una cooperativa di Padova. La scarcerazione di Occhipinti ha inevitabilmente provocato una serie di reazioni, tra le quali spicca quella di Luigi Beccari, padre della guardia giurata, uccisa da appena 26 anni nel 1988. Io ad Occhipinti darei di nuovo l'ergastolo, ha dichiarato all'ANSA. Dovevano chiedere ai familiari delle vittime, ha proseguito, se poteva uscire. Beccari non vuole sentire parlare di pentimento. Non mi interessa se si è pentito, ha concluso il padre della guardia giurata. Ha ucciso una persona innocente, mio figlio, e da quel momento tutto è cambiato. Il duplice omicidio di Chirignago all'indomani della richiesta di ergastolo per Stefano Perale. Siamo andati proprio nel quartiere veneziano dove viveva l'insegnante per chiedere ai cittadini la loro opinione. Sentiamo cosa hanno risposto. Io sono d'accordo perché evidentemente questo ha compiuto un atto enorme e non credo fosse incapace di intendere di volere. È una cosa premeditata secondo me. Io penso che ci vuole. È stata una cosa molto molto grave. La giustizia è così. È stata una premeditazione, è stata una forte collera che aveva in se stesso e l'ha trattenuta. È sbocciata in malattia mentale. Io la penso così poi. Mi sembra il minimo, insomma, per quello che ha fatto. All'indomani della richiesta di ergastolo per Stefano Perale, il docente cinquantenne reo confesso dell'omicidio della trentenne Anastasia Shakurova in gravidanza e del fidanzato Biagio Buonomo Junior a Chirignago dove viveva l'uomo, difficile non commentare. C'è chi addirittura vorrebbe una punizione eclatante. Anche di più, perché ha premeditato tutto e non si ammazza le persone così. L'ergastolo, la pena di morte per conto mio. Quando ammazza le persone così vuol dire che è un criminale. In certi casi, ecco, per esempio questa qua ha ucciso lei, il bambino, eccetera, quindi diciamo che non è un omicidio tanto semplice, è abbastanza forte. Diciamo che però purtroppo la vita è una, sa com'è, uno è sempre attaccato al filo, alla speranza di vivere.
Perale deve rispondere di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, di vilipendio di cadavere, di violenza sessuale aggravata nei confronti di Anastasia e di procurato aborto. Il cinquantenne invitò la coppia nel suo appartamento, li narcotizzò con un cocktail e li uccise. Anastasia fu soffocata con un cuscino e stuprata. Biagio colpito con una barra di ferro alla testa fino alla morte. Episodio di violenza nell'Alta Padovana, protagonista in negativo una figlia, vittima la madre di 91 anni, letteralmente salvata dai carabinieri. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'Alta Padovana hanno trovato la madre dolorante con fratture al naso e traumi su tutto il corpo e hanno arrestato la figlia di 67 anni, ritenuta responsabile dei maltrattamenti in famiglia. È triste la storia portata alla luce dai carabinieri di Cittadella, che dopo aver raccolto voci in paese sulle presunte violenze della donna contro la madre di 91 anni, hanno avuto dal sostituto procuratore Giorgio Falcone l'autorizzazione per documentare con filmati e fotografie quanto avveniva nell'appartamento e dopo meno di 24 ore è stato disposto il blitz. Nell'arco di 24 ore insomma si è riusciti ad acquisire questi elementi che riguardavano appunto i maltrattamenti nei confronti della madre, che consistevano in schiaffi, parolacce, insulti e pugni naturalmente, come ho detto prima, sia al volto che alla testa dell'anziana donna. È emerso così che la figlia, durante le visite che faceva ogni giorno all'anziana, la insultava pesantemente e la picchiava con pugni e schiaffi al viso e alla testa, e la madre non reagiva alle violenze. Attenzione naturalmente che l'arma di nuovo pone nei confronti delle fasce più deboli, nel caso di specie degli anziani, che sono una risorsa preziosa per la comunità, anche perché possono fornire tutte quelle che sono situazioni di vita vissuta e considerazioni che naturalmente andrebbero poi perse con gli anni e col tempo se non ci fosse il contatto diretto con loro. Il 118 ha soccorso la 91enne, che è stata ricoverata in ospedale per le cure, mentre la figlia è stata arrestata e trattenuta nella sua abitazione in attesa della convalida dell'arresto. I carabinieri hanno mostrato così la consueta attenzione nei confronti della fascia debole rappresentata proprio dagli anziani. Restiamo nel Padovano con il dramma che si è consumato in strada a Pozzonovo. Una donna è stata travolta e uccisa da un mezzo pesante in manovra. Tragedia nel pieno centro del paese a Pozzonovo, dove una donna di 81 anni è stata travolta e uccisa da un tir in manovra sotto gli occhi del marito, che pochi metri più in là stava parcheggiando la sua auto. La donna era appena scesa dal lato passeggero e attendeva che il marito fermasse la sua vettura. Nel frattempo un autocarro in manovra stava facendo retromarcia e non si è accorto della presenza dell'anziana, travolgendola. Molti testimoni presenti proprio davanti alla chiesa di Pozzonovo, inutili soccorsi del 118. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire le esatta dinamica della tragedia. La donna viveva insieme al marito a Tribano. 380 milioni di investimenti, un sesto di quanto speso per Torino 2006, 3 macro aree per le manifestazioni sportive, il rilancio delle Dolomiti. Presentato al CONI il dossier per candidare Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Il primo traguardo è stato raggiunto, almeno sul fronte della velocità dei dossier. Cortina ha battuto Milano e Torino. Ore 10:30 al CONI, attraverso posta certificata, arriva la documentazione del piano di fattibilità per la candidatura di Cortina Dolomiti a organizzare le Olimpiadi invernali 2026. I primi di tutti. Bastasse la celerità, i giochi sarebbero fatti, ma servirà ben altro per battere una concorrenza ben sponsorizzata politicamente. Basti pensare alla Torino pentastellata e alle dichiarazioni dei giorni scorsi del ministro Toninelli. Senza dimenticare la Milano spinta non solo dal sindaco Sala, ma anche dalla Lega che domina in regione. Veneto e Trentino però non sembrano avere timori e le motivazioni sono quelle che da mesi vengono messe sul piatto dal governatore Zaia. Noi sappiamo che candidiamo un comprensorio sciistico più grande al mondo, oltre 1400 km di piste, per cui se c'è un tema nelle Olimpiadi invernali è quello della neve e del ghiaccio. Abbiamo i trampolini, abbiamo i palazzetti del ghiaccio, abbiamo un sacco di attività perché viviamo di neve, no? Viviamo di sport invernali. E allora eccolo il dossier nel quale si spinge sulla proposta alternativa a basso impatto ambientale, con la suggestiva ricorrenza dei 70 anni delle Olimpiadi cortinesi del 1956.
3 le macro aree individuate, Cortina, Val di Fiemme, Pinè, Merano, per concentrare le manifestazioni sportive non in un raggio ridotto e limitare gli spostamenti. 7 discipline sportive concentrate nella città olimpica, sarebbe il record dal 1998, ma nessuna nuova struttura permanente ad hoc, se non ammodernamenti e lavori di rifacimento, perché le strutture di fatto in gran parte ci sono già, ecco il cemento zero. E poi fondamentale la sostenibilità economica, 380 milioni di investimenti in infrastrutture, un sesto di quanto speso per Torino 2006, e spese operative finanziate dai ricavi privati, contributi CIO, sponsor, merchandising e ticketing. E per non lasciare il deserto dopo i giochi, il concetto di legacy, di eredità per i residenti del comprensorio, con innovazioni che resterebbero permanenti, mobilità sostenibile, banda ultralarga, servizi per i turisti. Questo è il masterplan, ora tocca al CONI. In questi giorni incontrerò tutti i rappresentanti delle 3 città in lizza, spiega il presidente Giovanni Malagò. Noi siamo completamente laici in questa partita, non c'è nessun tipo di tendenza a favore di qualcuno e voi lo verificherete. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma il decreto proposto, mentre apparentemente difende il lavoro, di fatto indirettamente crea i presupposti che, portando molte aziende a chiudere, produrranno più disoccupazione di quanto il protezionismo possa tutelare. Duro attacco di Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, al decreto dignità. Non siamo ancora usciti dalla crisi, continua, e vi è un numero enorme di aziende in bilico che con questo decreto avranno un cappio al collo, sarà solo questione di tempo. Sono le imprese, ricorda Zoppas, che creano lavoro ed è un errore in questo momento aumentare il costo dei contratti a termine, irrigidendo le regole e riaccendere la spirale dei contenziosi. Il risultato sarà di avere meno lavoro, non meno precarietà. Circa la stretta antidelocalizzazione, conclude Zoppas, è difficile distinguere per decreto le imprese in crisi dai furbetti e opportunisti, che è giusto colpire e combattere con forza, conclude il presidente di Confindustria Veneto. Una generalizzazione di questo tipo rischia di avere l'effetto controproducente di aggravare la situazione di chi magari è già in difficoltà e portarlo alla chiusura definitiva. E a proposito di delocalizzazione, c'è un'azienda nel Padovano a Maserà pronta a chiudere e a spostarsi in Bosnia. È la Exo di Maserà. L'incontro previsto al Mise è stato rinviato alla settimana prossima. Intanto il presidio dei 56 lavoratori a rischio davanti all'azienda va avanti. Ci è arrivata la notizia che l'incontro presso il Mise è stato spostato a lunedì 9. Da un mese vivono di fronte alla loro fabbrica chiusa per difendere il loro posto di lavoro. L'attesa di conoscere il proprio futuro è però destinata ad allungarsi ancora di qualche giorno per i 56 dipendenti della Exo di Maserà, il cui destino lavorativo è messo fortemente a rischio dalla volontà dell'azienda, di proprietà del gruppo americano Crocs, di delocalizzare in Bosnia e Erzegovina. Al presidio il conto alla rovescia per l'incontro fissato al Ministero dello Sviluppo Economico era quasi terminato quando è arrivata la notizia di uno slittamento alla settimana prossima. Trascorrere un mese senza lo stipendio per tutti è difficile, ecco. La vita qui com'è? Come passano le ore? Le giornate sono lunghe, le ore sembrano interminabili, però ci facciamo forza, ci diamo coraggio l'una con l'altra, insomma, tra di noi colleghi, insomma, pensiamo al meglio, ecco, di affrontare le giornate così. Il presidio è iniziato un mese fa, quando come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dei licenziamenti. Ma qui a volte le ore trascorrono così lente che ad alcuni sembra di aver passato sotto questa tenda 2 o forse addirittura 3 mesi, divisi tra la preoccupazione del proprio destino e le tante piccole cose che si devono affrontare vivendo di fronte al luogo in cui per tanti anni si è venuti a lavorare. È impegnativo perché durante il giorno la temperatura è abbastanza elevata. La notte, chi non è abituato a fare la notte ha qualche difficoltà, però continuiamo questa lotta. E anche il mondo del turismo è sul piede di guerra contro il decreto dignità approvato dal governo. Per quanto riguarda i contratti a termine sarà un'apocalisse per il settore, prevedono gli albergatori veneziani. Parlano a una sola voce le imprese del turismo, convinte che il decreto dignità approvato dal Consiglio dei Ministri porterà a una vera e propria catastrofe per il settore. Nel mirino delle categorie le nuove norme che rendono più onerosi per le aziende i contratti a tempo.
Significa infliggere un colpo mortale, sostiene Claudio Scarpa dell'AVA, a un'economia legata alla stagionalità come quella turistica. Con una ripresa pressoché inesistente, aumentare i costi per le aziende è semplicemente una follia. Per il nostro settore, soprattutto per le spiagge, significa un aumento dei costi aziendali esponenziale ed è veramente, come l'ha definito un giuslavorista, un'apocalisse per il settore delle spiagge. Sulla stessa linea Federturismo, Federalberghi, Confindustria Alberghi e molte altre sigle del settore che hanno firmato una lettera di protesta all'indirizzo del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. I contratti a termine sottoscritti dalle nostre aziende, scrivono, sono l'unico strumento utilizzabile per imprese la cui attività è condizionata da una domanda che per sua natura è soggetta a variazioni difficilmente programmabili. L'ipotesi di vincoli aggiuntivi determinerebbe ripercussioni devastanti anche sul piano occupazionale. In alcune aree del territorio significherà un ritorno massiccio al lavoro nero, quindi sarà controproducente. Siamo in un periodo in cui l'occupazione il tasso di occupazione è al suo massimo, proprio perché c'è stato fatto un lavoro forte di emersione, fatto dalle categorie, fatto dal governo, ed ora invece con questo provvedimento si rischia di ritornare a delle vecchie, desuete e sbagliate pratiche del lavoro nero. Si tratta di un provvedimento totalmente irrazionale, insistono gli albergatori, che non ha alcuna motivazione sensata, al di là dell'ansia dei 5 Stelle di conquistare un palco finora riservato alle iniziative della Lega e di Matteo Salvini. Secondo me è solo la voglia di essere protagonisti, di rispondere alle critiche di chi ha detto che finora non avete fatto niente e si cerca quindi di fare. Ma questi provvedimenti devono essere meditati, ponderati, condivisi con le categorie, condivisi col sindacato, mentre invece mi pare che ci sia una voglia di protagonista che può portare solo unicamente a risultati sbagliati. Intanto il governo giallo-verde ha mantenuto la promessa di spianare la strada al referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, ritirando il ricorso alla consulta presentato dal precedente esecutivo. L'annuncio nella tarda serata di ieri. Il Consiglio dei Ministri ha ritirato il ricorso alla Corte Costituzionale contro la delibera della Giunta regionale che indice per il 30 settembre il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. La decisione è stata presa su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il governo mantiene così la promessa formulata in campagna elettorale da Matteo Salvini, dopo le polemiche seguite al nuovo ricorso contro la consultazione presentato al TAR dallo stesso esecutivo e che il governatore Luca Zaia spiegava così. Il tema dell'impugnativa è un tema che si trascina da mesi, per cui già il vecchio governo le aveva annunciate, quindi immagino che ci siano le carte che hanno proceduto a prescindere dalla politica. La politica alla fine è intervenuta. Con il ritiro del ricorso, spiega il ministro per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, è stato riconosciuto il diritto dei cittadini di Venezia e Mestre di esprimersi sul riassetto amministrativo del loro territorio. L'orientamento del governo è infatti quello di non interferire in scelte locali legittime da parte delle popolazioni interessate. Prendiamo assolutamente in modo positivo la volontà del governo di dare finalmente spazio alle popolazioni interessate e al referendum. È quello che vogliamo fare anche noi. Il referendum proprio in quest'ottica va nella direzione di dare spazio ai cittadini, renderli più vicini al governo civico, fare in modo che non ci sia più un governo del comune semplicemente burocratico, ma dare spazio alla realtà dei cittadini. La strada verso il voto il 30 settembre appare quindi in discesa, ma ancora non sicura al 100%. Sulla consultazione continua a pendere il ricorso presentato al TAR da Comune di Venezia e Città Metropolitana. Ma la decisione del governo, sostengono gli autonomisti, avrà effetti positivi anche su questo procedimento. Non avevamo paura che la Corte Costituzionale ci desse il torto, ma semplicemente il governo ha evitato l'ingorgo giudiziario. Ci sarebbero create una sentenza del TAR che attendeva la sentenza della Corte e una sentenza della Corte che attendeva la sentenza del TAR. Tutto questo si è evitato, possiamo partire con la campagna elettorale per il referendum del 30 settembre. Vogliamo veramente modificare le cose, salvare Mestre e Venezia. E adesso la vicenda di un giovane parroco veronese, Don Giuliano Costalunga, fino a 2 anni fa parroco di Selva di Progno, sui Monti Lessini, che lo scorso aprile a Gran Canaria si è sposato con l'amico Paolo. Il prete però non avrebbe ancora lasciato il sacerdozio. A confermarlo anche il vescovo di Verona, Monsignor Zenti, è ancora prete, dice: è una vicenda molto triste per la nostra Chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione, forse perché aveva capito che non era
era la scelta giusta, ma lui è andato a farsi ordinare sacerdote altrove. Di sicuro, continua Monsignor Zenti, la sua è una vicenda personale difficilissima e tristissima. Non ha chiesto di essere sollevato dal ministero ed è quindi ancora un prete. Se non lo farà a breve, conclude Monsignor Zenti, ci muoveremo d'ufficio. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, trovata all'acquedotto una piccola coltivazione di marijuana. A fare la scoperta 2 operatori di Viacqua, siamo nel Vicentino. Sorpresa! Ecco cosa hanno trovato 2 operatori di Viacqua dentro la recinzione che delimita l'acquedotto di via Birondi Sopra. 3 piantine tra i 60 e gli 80 cm di altezza di marijuana sorrette da un tutore e accanto a questo un bigliettino in cui chi scrive chiede gentilmente che le piante vengano rispettate perché figlie di madre natura. Uno scherzo? Probabilmente no, quella trovata dai 2 operatori era una piccola coltivazione in piena regola. La polizia, una volta contattata, ha proceduto a sradicare le piantine e a bonificare l'area. L'identità del premuroso coltivatore, che nel biglietto ha anche scritto "non faccio del male a nessuno", rimane sconosciuta. Tra stasera fino a domani sera in Veneto saranno possibili rovesci e temporali sparsi con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Lo rende noto la Protezione Civile regionale in base alle previsioni dell'ARPAV, che ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica in caso di temporali forti per possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone dell'Alto Piave, della Pedemontana, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e Garda e Montilessini. Attenzione rinforzata nel territorio di Borca di Cadore, nel Bellunese, temperature intanto stazionarie o in lieve aumento in pianura, in lieve calo invece in montagna. All'aeroporto militare di Istrana la cerimonia per il cambio al vertice del 51esimo stormo. Intanto sono in arrivo gli Eurofighter per combattere il terrorismo. La stretta di mano suggella il cambio del vertice al 51esimo stormo dell'aeronautica militare tra il colonnello pilota David Morpurgo e il nuovo comandante, il colonnello pilota Massimiliano Pasqua. Il colonnello Morpurgo, visibilmente commosso, lascia ufficialmente il comando dopo 2 anni di intenso lavoro. Dal punto di vista personale è l'esperienza di comando per eccellenza, non ci sarà forse mai più un'esperienza così importante di comando degli uomini. Molte sono state le attività svolte in questi 2 anni, dalla predisposizione per la costituzione del gruppo al continuo operare nei territori iracheni contro il sedicente Stato islamico. Ricordo tutto il contributo dato alla protezione civile durante il sisma che purtroppo ha colpito il centro Italia, dove le operazioni di ricognizione del 51esimo stormo sono state tempestive. Alla cerimonia di avvicendamento non poteva mancare il comandante e le forze da combattimento, generale di divisione aerea Silvano Frigerio. Sul palco d'onore presenti numerose autorità militari e locali, dei labari, delle associazioni combattentistiche d'arma, oltre naturalmente allo schieramento del personale militare e civile dello stormo. A Istrana, una delle più importanti basi militari del Veneto, è in programma un ampliamento con l'incremento di un nuovo gruppo di velivoli caccia bombardieri. A ribadirlo il generale Frigerio. Il 51esimo stormo verrà potenziato con l'arrivo dei nuovi caccia Eurofighter con compiti di difesa aerea. Anche per il futuro sarà una base di punta della Forza Armata, in particolare dall'inizio dell'anno qui opera una cellula di velivoli Eurofighter e dentro la fine dell'anno questa cellula diventerà un gruppo operativo della Forza Armata che andrà a incrementare appunto il contributo che l'aeronautica militare dell'intero Paese dà alla difesa aerea nazionale e alla difesa aerea della NATO. Per il colonnello Pasqua il comando del 51esimo stormo ha un significato particolare. Sono davvero molto orgoglioso di essere il comandante del 51, orgoglioso di comandare uno stormo molto importante, così prestigioso per l'aeronautica e, come ho detto, una risorsa non solo per l'aeronautica militare ma anche per il Paese.
Torniamo un attimo ad occuparci della vicenda del parroco, anzi ex parroco che si è sposato con un amico, perché sono arrivati degli aggiornamenti importanti. La scelta di unirsi in matrimonio è stata maturata dal signor Costalunga quale libero cittadino e solo dopo aver comunicato formalmente la scelta di voler perdere lo stato clericale. Lo afferma l'avvocato Alex Dalcero in merito alla vicenda di Giuliano Costalunga, sposatosi in Spagna, ma non da sacerdote come si era preso in un primo momento. L'uomo, secondo il suo avvocato, è già passato allo stato laicale. Preme evidenziare infatti, continua l'avvocato Dalcero, che Costalunga, con lettera raccomandata dell'8 febbraio 2018 indirizzata a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti, ha comunicato la decisione di dismettere il ministero presbiterale. Per l'avvocato Dalcero non corrispondono al vero quindi le affermazioni riferibili a Sua Eccellenza, secondo cui Costalunga non ha mai chiesto di essere sollevato dal ministero ed è quindi ancora un sacerdote. Con questa notizia termina questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo in prevalenza buono, ma con qualche disturbo, specie al pomeriggio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche occasionale temporale sul Bellunese e inoltre sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tanto sole al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Dal pomeriggio peggiorerà con rovesci frequenti, tuttavia qualche spazio soleggiato in più sarà possibile sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, ma anche in questo caso nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità, con qualche acquazzone possibile un po' ovunque sulla nostra regione. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.